mente per riflettere e trovare nuovi orizzonti. La Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo traccia un bilancio della propria attività in un'assemblea tra i soci nell'odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, un luogo veneto d'eccellenza per l'eccellenza. È stato un anno per il sistema bancario eccezionale. Anche le nostre banche di credito cooperativo hanno confermato il loro andamento positivo. Dalla nascita dei gruppi bancari sono cresciute e consolidate in Veneto. Oggi abbiamo visto che quote di mercato abbiamo in alcuni settori, in particolare nell'agricoltura dove sforiamo il 30%, nel turismo ampiamente sopra il 20%, confermando quella che è la nostra presenza storica nella piccola e media impresa, nell'impresa familiare, nella manifattura, insomma, quindi positivo. Il Veneto, l'Europa e l'Oriente. Sul palco del Teatro Palladiano la Federazione celebra anche l'anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, un grande veneto ammirato nel mondo a cui guardare per trarre ispirazione. A lui l'omaggio dell'ensemble tutta al femminile della My Venice Orchestra e il dibattito moderato da Luca Telese con Federico Rampini e i protagonisti di Storie d'Eccellenza. I 700 anni di Marco Polo ci hanno sollecitato una riflessione sullo scenario internazionale purtroppo complicato sotto il profilo geopolitico, ma che lascia comunque aperte per le nostre imprese ottime possibilità di sviluppo. Quindi è l'occasione per fare un po' il punto della situazione e offrire alle nostre banche e quindi ai nostri soci, ai nostri clienti, capacità di lettura, di mappatura di mondi che insomma noi sappiamo servire da molti anni, da molti secoli e che continueremo a fare nei prossimi anni. Coniugare innovazione e per innovare naturalmente abbiamo bisogno dei finanziamenti che consentono la ricerca, che permette lo sviluppo di prodotti innovativi. In questo siamo molto vicini a Marco Polo. Le filoni di ricerca più importanti sono lo sviluppo di sistemi di assistenza meccanica al circolo, prima tra tutti il cuore artificiale totale e poi anche nuovi sistemi, ad esempio per sviluppare la cardiochirurgia microinvasiva. Io credo che sia molto importante fare sistema con tutti gli attori, quindi con le banche, con il governo, con le associazioni, perché più si fa sistema, più si aiutano proprio le imprese ad andare avanti e in questo caso anche a internazionalizzarsi. Poi il mio settore è molto particolare, però posso dire le peculiarità di molti settori, essere accompagnati nei nuovi paesi o essere supportati, perché la cooperazione in questo momento è l'elemento chiave per sorreggere le imprese.